Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di giovedì 1 agosto, per tutto agosto sempre dalle 8:30 la rassegna stampa, così avete modo di ascoltare le altre e di capire la differenza. Sono meglio le altre, soprattutto quella di Radio 24. Intanto vediamo le prime notizie delle agenzie di stampa. ANSA.it, giustizia, non c'è l'intesa, dure accuse tra Movimento 5 Stelle e Lega, poi lo vediamo. Il figlio ed erede di Osama Bin Laden è morto, fonti di servizi statunitensi, e poi Stati Uniti 2020, Biden attaccato da tutti, duello con la Harris, ma anche lei non brilla, scrive l'agenzia ANSA, che ancora si occupa di Stati Uniti. Fed, Banca Centrale Americana, taglia tassi di interesse di 1/4 punto. Armando Siri, Lega, indagato per autoriciclaggio, anche questo lo vedremo meglio. Inchiesta legata a mutui per acquisto palazzina a Bresso, e al Senato subentra Pavanelli di 5 Stelle. La senatrice 5 Stelle andrà a occupare un seggio rimasto vacante in Sicilia. Corti al posto di Patriarca, Forza Italia, insomma un seggio in più al posto del PD. Mentre vediamo velocemente anche adnkronos.com. L'apertura della DN Cronos sulla giustizia, cosa c'è nel disegno di legge di riforma della giustizia. È un ok salvo intese, quello raggiunto stanotte al termine del Consiglio dei Ministri Fiume, salta però l'accordo sul capitolo penale. Duro confronto, Bonafede e Bongiorno, due avvocati di diverso peso, per così dire, mentre il padre di Hiort, l'omicidio del carabiniere a Roma, dice: siamo convinti della sua innocenza. E sempre rimanendo alle agenzie, diamo uno sguardo anche ad Agi.it. L'agenzia Agi mette in primo piano stamani le ragioni per cui la Fed ha deciso di tagliare i tassi e perché l'Escherichia coli ci impedisce di fare il bagno, perché ci infetta. E poi Sandro Gozzi, l'uomo di Renzi, finito nel governo Macron. C'è chi chiede di togliergli, in base alla legge italiana, la cittadinanza. Lasciamo con questo le agenzie di stampa e come al solito uno sguardo ai profili Facebook dei due vice premier Salvini e Di Maio. 20 ore fa Salvini era in diretta, 5 paesi europei, potete seguire 20 minuti di suo intervento. Strutture dei vescovi italiani, appunto, vescovi italiani e 5 paesi europei. Ecco dove andranno i 116 immigrati a bordo della nave Gregoretti. Lavoro fatto, missione compiuta. Infatti sui giornali oggi non ne sentite parlare, proprio perché il lavoro è stato fatto e la missione compiuta? Punto di domanda. Post scriptum, scrive Salvini, per questa vicenda Lega Ambiente, aperta parentesi, 3 punti di domanda, chiusa parentesi, mi ha denunciato per sequestro di persona. Rischio fino a 15 anni di carcere, roba da matti, vi prometto che non mollo, viva l'Italia e gli italiani. Alan Kurdi, aggiornamento, la nave Alan Kurdi, 30 miglia dalle coste della Libia, ha rifiutato il porto di Tripoli, assegnatole dalla Guardia Costiera libica. Ci risiamo. ONG tedesca, scrive Salvini, se ne frega delle autorità internazionali. Io non mollo, stavolta senza il viva agli italiani. Mentre sempre dalla prima pagina, anzi dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, il PD va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato. Non ho parole. A verificare è andato Ivan Scalfarotto le condizioni dei 2 imputati per il terribile omicidio del carabiniere Cerciello Rega. Poi Rom shock, bisogna mettere un proiettile in testa a Salvini, dice una Rom. Vergognoso. Se pensano di fermarci con le minacce si sbagliano di grosso. La lotta contro abusi e degrado nei campi abusivi va avanti senza sosta. Obiettivo: chiusure sgomberi, allontanamento, ripristino, legalità, alla faccia di questi violenti. E poi ancora nuovi fondi per il trasporto alunni con disabilità sensoriali. La ministra leghista Locatelli, 300 milioni per i più fragili. Orgogliosi, scrive Salvini, di passare dalle parole ai fatti, soprattutto su un tema delicato ma sottovalutato come quello della disabilità. L'obiettivo: fare sempre di più e meglio, abbiamo imboccato la strada giusta. E ancora dal primo piano della pagina Facebook di Salvini: spara a Salvini, sbirri infami, così dopo uno sgombero nel centro sociale le grida. Avanti con la legalità, dice il ministro Salvini, ordine e sicurezza, la pacchia è finita. E poi l'operazione scuole sicure, 600 scuole controllate, 15 chili di droga sequestrati, 31 arresti, 46 denunce in tutta Italia. Tolleranza zero per infami spacciatori di morte che vendono le schifezze ai figli nostri fuori dalle scuole. Dall'anno prossimo raddoppieremo i fondi. Orgoglioso per questa iniziativa, città per città, strada per strada, spazzar via i delinquenti, scrive Salvini. Poi il decreto sicurezza bis, così riassunto: pene più severe per chi aggredisce le forze dell'ordine, più severe le pene per trafficanti e scafisti, nuovi strumenti di indagine, sequestro e multe fino a 1 milione di euro per le navi che trasportano clandestini,
arresto obbligatorio in caso di resistenza o violenza contro una nave da guerra. E poi lo spazzaclan, più uomini per arrestare i delinquenti, accordi di cooperazione solo con i paesi che accettano i rimpatri, nuove misure contro le violenze negli stadi e contro il bagarinaggio. Facciamo girare cosa prevede in sintesi il nuovo decreto sicurezza, scrive Salvini. Firmato il divieto di ingresso in acque italiane per la nave Alan Kurdi. Se l'ONG ha davvero a cuore la salute degli immigrati può andare in Tunisia. Così scrive ancora Salvini. E poi in primo piano sulla pagina Facebook di Salvini tante altre cose come al solito, ma vediamo anche quella di Luigi Di Maio. Voi siete il volto dello Stato che cambia approccio e va a prendere per mano chi si è smarrito e ha difficoltà. Lo riportiamo ad avere fiducia nelle istituzioni e nel futuro. Bellissima giornata a Roma. Con chi? Con i navigator che assisteranno coloro che cercano impiego alla luce del reddito di cittadinanza. Da tutta Italia gioisce Di Maio. E ancora faremo un decreto per tutelare i rider, quelli che consegnano le cose in bicicletta, e le persone sfruttate sul lavoro. Non è più tempo di rimandare, queste persone vanno tutelate. Non c'è più tempo per aspettare, i riders, scrive Di Maio, esigono e meritano tutele. Faremo un decreto per loro, per tutti i lavoratori che vengono sfruttati in Italia, scrive Luigi Di Maio. Ragazze e ragazzi, navigator altro posto, l'abbiamo già detto, e poi il ministro Bonafede, la riforma della giustizia epocale, attenzione all'aggettivo, il lavoro, disoccupazione al 9,7%, mai così tanti italiani occupati dal 77%. A questo punto andiamo alle pagine dei giornali di oggi, come il Corriere della Sera, che apre la sua prima pagina sulla giustizia. È battaglia e scontro nel governo. Ieri il Consiglio dei Ministri interrotto più volte, l'accordo salvo intese trovato dopo la mezzanotte su ordinamento civile e Consiglio Superiore della Magistratura sancisce la profonda distanza tra Lega e 5 Stelle in materia di giustizia, soprattutto penale, perché sul penale è scontro, accordo sull'ordinamento civile e sul CSM. Bonafede dice: ho sentito tanti no, non vorrei ci fosse il tema della prescrizione come nodo che non viene portato al tavolo. Poi c'è l'altra Italia di Berlusconi, leggeremo dopo un'intervista di Alessandro Sallusti a Berlusconi su Il Giornale, è la nuova federazione di centro, Altra Italia, lanciata da Berlusconi. Moderati, non siate subordinati al centrodestra. Mentre è stato ucciso il figlio di Bin Laden, Hamza, erede del fondatore di Al-Qaeda, a rivelarlo agli Stati Uniti, avrebbero preso parte all'operazione. E poi l'utile di Rizzoli Corriere della Sera, cioè la casa editrice di Urbano Cairo, di 38,4 milioni di euro. Nei primi 6 mesi del 2019 cala il debito, crescono gli abbonati digitali, le attività in Spagna. Insomma, Urbano Cairo entra in politica. Il Corriere della Sera mette in primo piano anche un altro imprenditore, Leonardo Del Vecchio, che commenta l'acquisizione di Grand Vision in Francia da parte della sua Essilor Luxottica. È una conquista, è il primo passo. La fusione con i francesi è a regime o regime, come diceva Gianfranco Miglio. Mentre a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, sul tetto del mondo dopo 2 infarti, la storia di un pensionato lecchese, 15 anni da camionista al volante, una stazza importante, un quintale di peso, troppe sigarette, 2 infarti. Oggi la sua è un'impresa. Magro come un'acciuga, Valerio Annovazzi, pensionato 61enne che abita nel Lecchese, ha conquistato per 4 volte, gli 8.000 metri d'altezza in montagna, anche sull'Himalaya. A chiudere l'intervista di Maria Teresa Meli a Giorgia Meloni, uno stalker voleva sua figlia. Arrestato ieri un uomo che da mesi perseguitava la presidente di Fratelli d'Italia. La sua ossessione era rivolta a mia figlia, dice Giorgia Meloni. La legge sullo stalking funziona. Dario Di Vico invece si occupa nell'editoriale del Paese, l'Italia che ha il PIL che va giù e il lavoro che va su. 2 facce, tanti dubbi. Le rilevazioni statistiche di ieri per capire dove va l'economia italiana, caratterizzata da un PIL che è in stagnazione, fermo, e un'occupazione a livelli alti. Cosa sta succedendo? Bisogna individuare l'epicentro della stagnazione, cioè dell'economia ferma, che è la manifattura, l'eccellenza del nostro paese. La fascia alta del sistema industriale viene da anni di clamorosi successi nelle esportazioni. Saremmo usciti però ridimensionati dal punto di vista quantitativo da questa crisi, ma insomma le esportazioni hanno trainato. Quel traino non c'è più per via delle turbulenze commerciali legate alle politiche di Trump e perché la Germania si è inceppata. A risentirne di più la Lombardia manifatturiera, la regione più legata all'economia tedesca, scrive Di Vico, presente nell'importante catena del valore
dell'automotive, dell'industria dell'automobile tedesca, giusto appunto. È un paese che ha due facce adesso l'Italia, rischiamo di essere retrocessi, aumentano i contratti ma non le ore lavorate, cioè più occupazione ma con ore lavorate sempre quelle. L'Istat dice che a fronte delle difficoltà della manifattura un contributo positivo arriva dall'occupazione e dai servizi. Però per l'occupazione si tratta di incremento fatto di part-time involontario. Sembrano aumentare le teste che lavorano, ma non la somma delle ore. Siamo ai mini jobs senza averlo deciso, scrive Di Vico. E questi sono gli argomenti di prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo velocemente come il Corriere riassume i punti della riforma della giustizia, di cui ieri si è discusso senza molto costrutto in maggioranza, dai limiti alla durata dei processi al sorteggio per il CSM, cosa prevede il progetto del guardasigilli Bonafede. Il testo della riforma prevede durata massima di 6 anni per i processi. In caso di superamento del limite i giudici rischiano un illecito disciplinare, cioè praticamente nulla. Nella proposta originaria il limite era 9 anni, la Lega lo avrebbe contestato. Dovrebbe essere questo uno dei punti sui quali non si è trovato l'accordo. La durata del processo dovrebbe accordarsi con la sospensione della prescrizione prevista dallo spazzacorrotti. E poi regole più stringenti per i magistrati che entrano in politica. La riforma vieta ai magistrati che hanno ricoperto incarichi politico-istituzionali di tornare a fare i magistrati ordinari. Potranno fare i magistrati amministrativi. Per i magistrati non eletti è previsto il divieto a essere assegnati in uffici che rientrano nella circoscrizione elettorale in cui si erano candidati o nel quale esercitavano funzioni. Consiglio Superiore della Magistratura. Per superare l'attuale sistema correntizio è prevista l'introduzione del sorteggio tra i candidati al CSM prima della elezione vera e propria. Dopodiché le correnti tornano all'opera al secondo turno, evidentemente. Un'altra norma riguardante il CSM stabilisce che dopo aver fatto parte dell'organo di autogoverno della magistratura non si possono ricoprire incarichi apicali per 4 anni. Processo civile, si prevede snellimento dei tempi, si riducono i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, sono stabiliti termini stringenti per fissare le udienze, limiti alla possibilità di ricorrere in appello, obbligo che il deposito dei documenti e degli atti avvenga telematicamente, notifica degli stessi eseguita dall'avvocato a mezzo di posta elettronica certificata. Vabbè. Se questa è la riforma della giustizia. Pagina 3, il retroscena di Marco Cremonesi che si occupa naturalmente di Lega e lui l'ha detto al Corriere della Sera, il leader leghista sbotta, Matteo Salvini, ha un testo da Gattopardi, si sono fatti fregare dai magistrati del Ministero, ma ottiene da Conte la fiducia sul decreto sicurezza. Salvini. Forti critiche della Lega, in aula Borghi e capogruppo Molinari lanciano bordate a Tria sulla manovra economica. Sulla pagina Twitter di Borghi Aquilini trovate l'intervento di Claudio Borghi Aquilini a proposito della manovra economica e di Tria, mentre sempre sulla giustizia vi segnalo sul foglio di oggi, pagina 4 dell'inserto, una lunga chiacchierata, assai interessante, di Annalisa Chirico con uno dei mostri sacri dell'avvocatura italiana, Franco Coppi, nato a Tripoli nel 1938, avvocato, giurista, accademico, difensore di Andreotti e di tanti altri. Da ultimo lo ricorderete nel processo Misseri in Puglia. Sì, la giustizia è impazzita, dice l'avvocato Franco Coppi. Carriere dei magistrati inseparabili. Consiglio Superiore della Magistratura irriformabile, magistrati mediatici e ora la riforma di un improvvisato ministro, Bonafede. Una chiacchierata a tutto campo con l'avvocato Coppi. La riforma Bonafede, una materia così rilevante, andrebbe affidata a persone dotate della competenza necessaria, dice Coppi, riferito a Bonafede. Il tutto ricorda Cossiga riferito a Palamara. Sono un paio di minuti straordinari, se il regista li recupera su YouTube. Cossiga, Palamara, Sky TG24, Maria Latella, impietrita davanti alle parole di Cossiga riferite a Palamara. Lo mandiamo perché è immortale quel discorso che fece il grande Francesco Cossiga, possiamo dirlo oggi a maggior ragione visti i tempi che corrono. Se i percorsi venissero separati, dice ancora l'avvocato Coppi al Foglio, PM e giudice non sarebbero forse più fratelli come adesso, ma resterebbero perlomeno cugini. E poi il caso Misseri, ho la certezza assoluta dell'innocenza, non essere riuscito a dimostrarlo ha rovinato la mia vita di avvocato. Le cene eleganti di Berlusconi? Di sicuro erano divertenti, se mi avessero invitato ci sarei andato, dice l'avvocato
Scopi in questa godibilissima chiacchierata sul Foglio di oggi con Annalisa Chirico, mentre il Corriere della Sera si occupa anche di Armando Siri, indagato per autoriciclaggio sul mutuo da San Marino, l'inchiesta a Milano sui prestiti per oltre 1 milione. La procura chiede al Senato di acquisire il suo computer. Siri ha detto che era il suo, appunto, da parlamentare. I PM indagano anche sul suo capo segreteria, Marco Luca Perini. Quel che c'è nel computer di Siri, che la Guardia di Finanza ha trovato in un ufficio, in una perquisizione, si potrà sapere solo dopo che la Procura di Milano sarà autorizzata dal Senato a esaminare il computer. L'inchiesta vede Siri indagato per autoriciclaggio, 2 mutui da 600.000 euro ciascuno, uno dalla Banca Agricola Commerciale di San Marino, apparentemente senza garanzie. L'indagine vede indagato anche il capo segreteria di Siri, Perini, che ha la disponibilità dell'ufficio in cui è stato trovato il PC. L'indagine nasce da una segnalazione di operazioni sospette fatta dall'Agenzia di Informazione Finanziaria di San Marino alla Banca Centrale del Titano e trasmessa alla Procura di Milano. I sostituti procuratori lavorano sul mutuo da 585.000 euro che nell'ottobre 2018 è servito a Siri per acquisire una palazzina a Bresso intestata alla figlia. Sarebbe stato introdotto Siri nella banca da un'imprenditrice che a San Marino è accusata di amministrazione infedele, presupposto al riciclaggio. I 600.000 euro del secondo mutuo sarebbero andati alla TF Holding, che gestisce 2 bar, uno nel mezzanino della stazione di Rogoredo della metropolitana di Milano e compravendita di immobili, l'altra parte della cifra dei 600.000. La società TF Holding fa capo a 2 persone che sarebbero state presentate alla Banca di San Marino da Perini, il collaboratore, il capo segreteria di Siri. Una delle 2 persone è stata in passato candidata per il PIN, il partito di Siri. A Milano le Fiamme Gialle hanno perquisito 2 uffici riferibili al Perini, sequestrando materiale cartaceo e computer, ma si sono fermati davanti a un computer che Perini ha dichiarato essere di Siri, non può essere toccato senza l'autorizzazione del Senato. Così il Corriere della Sera. Velocemente andiamo alle altre questioni, dalla primo piano del Corriere della Sera, del seggio in più per 5 Stelle e Forza Italia, abbiamo detto, al Senato, mentre il Corriere della Sera si occupa anche in pagina di cronaca degli arresti in Calabria, clan e politici, arresti in Calabria, consigliere di Fratelli d'Italia nelle mani della cosca che gli uccise il padre, nell'inchiesta anche il capogruppo del PD e tanti altri. Sempre del PD, in carcere il presidente dei costruttori dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, l'ANCE, Francesco Berna, e suo fratello Demetrio. Sai qual è la differenza tra me e Rina? Dice un dentista famosissimo ormai intercettato, che Rina li squaglia nell'acido, io li appendo a un ulivo e con una scimitarra li taglio a pezzi e li do al cane. Sì. Parole in libertà, parole, mentre lasciamo con ciò il Corriere della Sera e andiamo in guisa di controcanto alla prima pagina di Libero. Riforma figlia di Trojan, titola Libero, è la riforma della giustizia del ministro Bonafede. Va bocciata, scrive Renato Farina, nessuna separazione delle carriere, né limiti ai tempi dei processi o alle intercettazioni carpite col virus che ascolta conversazioni a telefono spento. Salvini dice che il testo fa acqua, ne parleremo tra l'altro nel Qui Parlamento con il deputato Boniardi, Commissione Giustizia. Il governo è in alto mare, scrive Renato Farina, che critica la riforma figlia di Trojan, il famoso virus per ascoltare le conversazioni. Formigoni condannato a morire di fame e di stenti, è il commento di Vittorio Feltri sull'ex presidente. Gli hanno tolto anche della Lombardia, gli hanno tolto anche la pensione del Parlamento, poverino. Mentre Libero mette in primo piano anche il pezzo di Pietro Senaldi, critico sulla questione dell'omicidio del carabiniere a Roma, o meglio dubitoso. Ci fidiamo sempre dei carabinieri, ma parlassero chiaro, è l'invocazione col congiuntivo passato del direttore di Libero. Ci fidiamo dei carabinieri, ma parlassero più chiaro. Di questo passo i militari passano per pivelli, il rischio è di screditarli, è in gioco la credibilità dell'arma. Insomma, c'è qualcosa che non quadra nella vicenda di Cerciello Rega. Mentre o tagliano le tasse, scrive Giuliano Zulino, il PIL va a farsi benedire. Crescita zero, la gente tiene i soldi, 1.130 miliardi in banca. Non si spende, non si ha fiducia. Crescita zero, ma 1.130 miliardi nei conti correnti degli italiani. O tagliamo le tasse o il PIL va a farsi benedire.
Non ci sono più alternative, massiccia sforbiciata delle tasse o il paese muore. E Salvini rilancia, scrive Libero, meno fisco su imprese e case. Mentre proseguono i lavori sulla flat tax, Matteo Salvini pensa di dare una spinta all'economia aiutando le aziende. Stop a 4 milioni di dichiarazioni per l'IRAP, l'abbiamo detto ieri, si cambia anche sul mattone. Via la Tasi, l'operazione costerebbe 1 miliardo, scrive Fabio Rubini oggi su Libero. L'articolo è a pagina 5 e appunto si focalizza sulla manovra economica prossima ventura, o meglio, su quelli che dovrebbero essere i contenuti fondamentali della prossima manovra economica. Mentre sempre da Libero va segnalato un altro articolo di Vittorio Feltri, il commento, l'editoriale sul suicidio assistito. Se io voglio crepare, sono soltanto affari miei. Simone Pillon, senatore della Lega cattolicone efferato, si è incavolato nero perché il comitato di bioetica ha detto un'ovvietà, cioè il suicidio assistito è un fatto assai diverso dall'eutanasia. Non si capisce il motivo per cui egli non riesca a capire la differenza fra le due cose. Un conto è che un signore o una signora sofferente, in causa grave malattia incurabile, decida di porre fine alla propria esistenza e chieda aiuto a una struttura che agevoli l'operazione. Prevale la volontà del paziente, sarebbe crudele impedirgli di realizzarla. Viceversa, regolamentare l'eutanasia è complicato, benché in molti paesi sia stata introdotta senza provocare disastri. Decidere di andare all'altro mondo per motivi fondati è un atto di libertà. Non può essere negato, scrive Vittorio Feltri. In primo piano ancora su Libero, chi la dura la vince, e il commento di Gianluca Veneziani sulla questione degli stranieri, giù dalla nave Gregoretti, migranti distribuiti tra vescovi e 5 paesi. E infatti non se ne parla sui giornali cosiddetti mainstream. Intanto a scuola studiano poco ma si drogano tanto, sequestrati 15 kg di stupefacenti, 31 arresti, scrive Libero. Azzurra Barbuto, avevamo già parlato con lei in questa rubrica anche della questione dell''ndrangheta, giornalista calabrese. In Calabria funziona solo l''ndrangheta, mega retata, presi 2 big politici locali di PD e Fratelli d'Italia. Contrariamente a quanto si possa ritenere, la mafia non si è mai proposta di combattere lo Stato, solo di sfruttarlo a proprio vantaggio, scrive Azzurra Barbuto. Insomma, la mafia, 'ndrangheta o Cosa Nostra non si è mai posta come alternativa allo Stato unitario italiano, scrive Azzurra Barbuto, piuttosto come organizzazione parallela e parassitaria. Ancora oggi la criminalità organizzata nel Mezzogiorno persegue il suo interesse e arricchimento. Non le interessa il controllo della classe politica se non è funzionale al guadagno. La complicità e la collaborazione di politici rappresenta un mezzo, non l'obiettivo, al di là del colore dei politici. Questo spiega perché nelle inchieste riguardo le associazioni mafiose finiscano spesso indagati consiglieri regionali e comunali, sindaci, deputati che si sono lasciati sedurre da offerte, agevolazioni, sostegno elettorale offerto dalle bande criminali locali in cambio di favori. Il baratto trasforma la cosa pubblica in una torta spartita tra privati, mentre i cittadini derubati ed espropriati stanno a bocca asciutta, scambio che inoltre rende i rappresentanti del popolo soldatini al servizio dei delinquenti, che ai delinquenti rispondono. All'alba di ieri a Reggio Calabria 150 agenti nell'operazione denominata Libro Nero, 17 misure cautelari, 12 in carcere, direzione distrettuale antimafia di Reggio, per reati vari naturalmente. Sono stati effettuati numerosi sequestri, società e imprese, decine di milioni di euro. Coinvolti nell'indagine imprenditori che godevano della protezione della cosca di Reggio Libri, ma anche il capogruppo PD al Consiglio regionale calabrese, Sebastiano Romeo, messo ai domiciliari, e il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Nicolò, eletto con Forza Italia, poi migrato nel partito di Meloni, anche lui in carcere. Nella costruzione dell'impianto d'accusa, determinante l'ausilio delle intercettazioni e i collaboratori di giustizia. Imprenditori e politici, dicono gli inquirenti, erano asserviti alla volontà del clan come soggetti interni o concorrenti esterni. Quantunque non facessero parte delle famiglie malavitose, gli imprenditori indagati partecipavano attivamente all'organizzazione e ricoprivano posizioni di rilievo nei settori edilizio, immobiliare e della ristorazione. In Calabria funziona soltanto l''ndrangheta, sintetizza Libero. Il Mezzogiorno non riesce ad emanciparsi. Ogni intervento finisce con l'avvantaggiare e nutrire
La sua parte malata, scrive Libero. Da Libero passiamo al primo piano del Tempo di Roma. Qui vi segnalo una chiacchierata con l'eurodeputata leghista, medico legale e responsabile della sanità della Lega nel Lazio, Luisa Reggimenti, sulla questione della giustizia minorile. Oggi avremo una ripresa di questo argomento e parleremo di questo con Mauro Imparato, psicologo, neuropsicologo e psicoterapeuta, giudice onorario già presso il Tribunale per i minorenni di Bologna fino al 2013, che torneremo sulla storia raccontata ieri in parte dal dottor Morcavallo, che pure fu giudice togato di quel Tribunale dei minori. Serve un collegio di periti, dice l'eurodeputata leghista, sugli affidamenti di minori per evitare altri casi Bibbiano. Ora un'iniziativa legislativa per rivedere l'iter sugli affidi, dice l'eurodeputata leghista laziale. Sulla questione degli scandali tra istituzioni, politica e quattrino, c'è anche da segnalare però il bell'articolo di Giulio Meotti sul Foglio di oggi, Angeli e demoni dell'umanitarismo, dalle Nazioni Unite alle ONG, questo impero del bene è stato abbattuto dagli scandali sulle violenze sessuali in non pochi casi. Per esempio, un anno fa Craig Sanders, vice direttore agenzia ONU per i rifugiati, l'UNHCR, è finito sotto inchiesta per aver ordinato a una collega di non denunciare il presunto stupro di un rifugiato da parte di un soccorritore nella crisi del Darfur. 2 mesi fa è saltata la poltrona di Michel Sidibé, direttore dell'agenzia ONU per la lotta all'AIDS. Alcune dipendenti dell'ONU hanno poi accusato di molestie sessuali Louis Louré, il vice direttore della stessa istituzione ginevrina. È poi saltato Kingston Rhodes, a capo della Commissione Servizio Civile Internazionale che regola le condizioni di lavoro dell'ONU, che ha rassegnato le dimissioni dopo un'indagine per molestie. E ora finisce nel caos l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Un rapporto dell'ufficio etico dell'agenzia afferma che il suo vertice, incluso il commissario generale Pierre Krenenbühl, sarebbe colpevole di cattiva condotta sessuale. Il Ministero degli Esteri svizzero ha sospeso il finanziamento dell'agenzia. Krenenbühl è svizzero. Sigle astruse ma associate a chi opera per il bene nell'immaginazione collettiva. E l'impero del bene è stato abbattuto da scandali sulle violenze sessuali, mentre sempre dal Foglio di oggi, sempre Giulio Meotti, è autore di un altro articolo interessante a pagina 2, dopo Rochester, la cattedrale di Norwich convertita in parco giochi e a Liverpool sessioni di yoga nelle chiese. Va avanti a gonfie vele il cattolicesimo, mentre il cristianesimo, scrive Marcello Pera, filosofo e già presidente del Senato per Forza Italia, il cristianesimo dopo Bergoglio sarà un'altra cosa, più a buon mercato. La verità è stata trasformata in una predica conformista. La cancellazione dell'Istituto Giovanni Paolo II interroga i Cristi Fideles laici, il bastone e la misericordia. Scrive Marcello Pera. Con ciò lasciamo anche il Foglio, andiamo in pausa e poi dovremo aprire il Qui Parlamento. Segui la Lega. Da Lampedusa a Milano, da Taranto a Ventimiglia, la Lega è un laboratorio di idee e passione civile sempre in movimento. Segui le sue manifestazioni, i meeting e le feste. Solo su RPL, l'agenda degli eventi aggiornata provincia per provincia, le interviste con gli organizzatori e i collegamenti con i nostri inviati. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Qui Parlamento. Benvenuto e buongiorno per il Qui Parlamento, la nostra rubrica all'interno della rassegna stampa in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, a Fabio Boniardi, deputato lombardo della Lega e componente della Commissione Giustizia, interlocutore quanto mai appropriato vista la rassegna stampa di stamani che intorno ai temi della giustizia ruota ampiamente. Buongiorno Fabio, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, temi della giustizia, ma intanto io, dando uno sguardo veloce alla tua pagina Facebook, vedo che tu commenti così: siamo alla follia. L'iniziativa dell'ex vice ministro
deputato del PD Scalfarotto, il quale è andato nel carcere romano di Regina Coeli per verificare le condizioni dei 2 imputati dell'omicidio del carabiniere Cerciello Rega. Perché pazzesco e perché follia? Ci parla una cosa fuori dal mondo, che un deputato della Repubblica Italiana vada a verificare le condizioni di 2 persone che, reo confesso, hanno ucciso un carabiniere nello svolgimento delle proprie funzioni. Qui siamo veramente alla follia pura, cioè qui stiamo raggiungendo dei limiti che a parer mio non sono mai visti. Ecco Fabio, saltando di palo in frasca, ma seguendo, poi torniamo al tema della giustizia, che è il tema del giorno e anche della tua commissione. Una cosa utile, credo, per tutti i cittadini, tu l'hai messa in rilievo sulla tua pagina Facebook, l'approvazione alla Camera del testo unico sull'uso dei defibrillatori in ambienti extraospedalieri, una legge di civiltà, tu scrivi, che è una roba importante. Vogliamo spiegarne il perché? Anche se magari non ci pare, però è molto importante. Sì, io faccio una premessa. Io sono stato assessore allo sport e alla sicurezza del comune di Bollate per 5 anni, tra il 2010 e il 2015, e sono stato uno dei fortissimi ideatori e abbiamo portato a casa un risultato bellissimo, secondo me, il comune di Bollate, che è stato anche menzionato in più occasioni anche dai nostri esponenti politici. Noi abbiamo fornito in tutte le palestre, anche private, in tutti i centri sportivi, in tutte le scuole, di defibrillatore. Questo perché logicamente ci siamo resi conto che il defibrillatore salva la vita veramente. Poi in questo momento ci sono quelli semiautomatici e infatti con la legge che abbiamo approvato siamo anche andati a togliere la responsabilità alle persone che utilizzano il defibrillatore, perché sai, molte volte la burocrazia può anche impedire l'utilizzo. Invece abbiamo dato più ampia libertà di utilizzo, quindi chiunque può utilizzare un defibrillatore senza problemi, oltretutto quelli semiautomatici che sono adesso in commercio. Una volta applicate le piastre riconoscono, se è il caso, se è un attacco cardiaco, per cui riconoscono da soli se è un attacco cardiaco, per cui decidono se intervenire o meno. La legge di civiltà, perché torno a ripetere, oggi l'arresto cardiaco è la prima causa di morte del nostro paese e soprattutto l'intervento immediato salva la vita. Per cui questo è sicuramente una cosa importantissima ed è una di quelle cose sulla quale abbiamo lavorato e siamo molto contenti di aver portato a casa questo risultato, che è passato un po' in sordina, devo dire, sulla stampa. No, ma qui si salvano fior di vite, si hanno numeri importanti, no? Sì, ma soprattutto, guarda, è concentrato anche sui ragazzi fino ai 15 anni, perché magari può succedere, perché non pensiamo che magari uno gode di ottima salute, ma in qualche momento il nostro cuore può anche andare in fibrillazione, appunto aumentare vertiginosamente il numero di battiti e andare in arresto. Ecco, l'utilizzo di questi macchinari è sicuramente... E la tempestività nell'utilizzarli, ovviamente, no? Averli lì. Esatto, soprattutto. Infatti guarda, il ragionamento che sarà fatto, anche perché poi la legge nazionale sulle società sportive, che non è ancora entrato in vigore perché siamo in Italia, per cui come sempre poi ci sono i rimandi e le proroghe, impone alle società sportive di avere tutte il defibrillatore durante le attività sportive. Il ragionamento che ho fatto io con le nostre associazioni sportive, che a Bollate sono più di 100 e utilizzano le palestre sia delle scuole che i centri sportivi comunali, è stato: è inutile che ve lo portate in giro, perché poi dopo, il giorno che veramente ci sarà bisogno nel bagagliaio di qualcuno, ma non in cattiva fede. Allora, a questo punto ho detto: ragazzi, io ve lo metto a disposizione, lo mettiamo in tutti i centri in modo tale che è là per tutti. Logico che l'obbligo da parte vostra è formare più persone possibili, previo chi non forma le persone all'utilizzo del defibrillatore non avrà gli spazi palestra, perché il comune ha fatto uno sforzo economico per poter darvi la possibilità di utilizzarvi e di sgravarvi anche dal costo dell'acquisto del defibrillatore, però l'impegno da parte vostra è di avere le persone formate, perché logicamente il defibrillatore salva la vita. Allora, prima di tornare al tema giustizia, questa mi sembrava una precisazione però importante, quindi plauso anche a te perché ti sei impegnato su questo tema importante. Salva le vite non a parole questa iniziativa, ma di fatto. Esatto. E un'altra cosetta veloce dalla tua pagina Facebook. Allora, gliela togliamo la cittadinanza a Sandro Gozzi, che ha fatto il sottosegretario nei governi Renzi e Gentiloni e adesso è sottosegretario nel governo francese. Esiste una legge che permette di togliere la cittadinanza a chi serve 2 padroni. A quando un arlecchino serve 2 padroni, gli può essere tolta la cittadinanza. Peraltro, scusami Fabio, ma siamo in presenza di una situazione quantomeno ambigua, no?
ovvero continuiamo a dire che bisogna accettare le limitazioni di sovranità nazionale perché l'Unione Europea, perché gli organismi internazionali e bla bla bla, ma abbiamo una legge che punisce giustamente, dico io, se uno fa il doppio gioco sostanzialmente. Allora, che fine gli facciamo fare al Gozzi? Ma personalmente io la toglierei subito dalla cittadinanza, anche perché questa è l'ennesima dimostrazione e purtroppo questa è la cosiddetta prova provata che probabilmente qualcuno era schiavo di qualcun altro, perché se noi ci rendiamo conto che siamo sempre stati sotto scacco sia dal governo francese che dal governo tedesco, guarda caso ci troviamo in questa situazione. È una cosa veramente assurda. Egli se la ride, peraltro egli se la ride di fianco a Macron. Appunto, se la rete perché si è sistemato, ma io dico la cosa veramente è imbarazzante è il silenzio dei compagni di partito su una cosa del genere, anzi lo giustificano, pensa un po'. Fabio, andiamo ai temi della giustizia, non abbiamo ancora moltissimo tempo. L'intesa complessiva sulla cosiddetta epocale, ha detto Di Maio, riforma della giustizia non c'è. Adesso io sono un quisque de populo, però non mi pare tanto epocale questa riforma della giustizia. E inclino a dar ragione all'avvocato Franco Coppi. Oggi c'è una bellissima chiacchierata di Franco Coppi con Annalisa Chirico sul Foglio, il quale dice, come diceva Cossiga di Palamara, insomma basta guardargli in faccia, la riforma Bonafede, una materia così rilevante, andrebbe affidata a persone dotate della competenza necessaria. Questo come premessa. Sei d'accordo? Senz'altro. Allora guarda, per farti un esempio, di questa riforma noi ne sentiamo parlare più o meno da Natale. Io come membro della giustizia, di commissione giustizia, mi sono visto recapitare il testo, una bozza, l'altro ieri sera. Questa è la dimostrazione del fatto che un conto è mettere sul tavolo una riforma e dire signori guardiamola, è vero che è nel contratto di governo, però non è che nel contratto di governo tu mi metti una cosa e devo accettarla. Già da un primissimo esame molto superficiale che ci siamo fatti qua in Commissione Giustizia, soprattutto i colleghi che sono avvocati si sono messi le mani nei capelli. Adesso logicamente faremo tutte le valutazioni del caso, di certo non possiamo permettere che questo testo vada avanti così, nel senso che venga approvato. Bisognerà metterci mano in modo abbastanza pesante. Adesso ho guardato soltanto, primissima battuta, qualcosa sul civile, ma mi dicono che peggio arriva sul penale, perché logicamente 130 pagine di testo e logicamente è una cosa che torno a ripetere, la stiamo guardando in questi giorni perché torna a arrivare, cioè è arrivata l'altro ieri, ma primissima analisi è sconcertante. Infatti per essere ottimisti. Sul penale pare che ci siano proprio i punti più critici, no? Sì. Allora, intanto io credo che uno dell'esperienza di Franco... Scusa, ti faccio un esempio, ma non esiste che in Italia una persona che viene accusata rimanga in bilico 7-8 anni, ma non esiste. Allora, se era partito con 9 anni, se era partito con stabilire 9 anni nei 3 gradi di giudizio come durata massima. Però giustamente uno dice ma 9 anni nella vita sono un'infinità. Oh ragazzi, stiamo scherzando. Ma ragazzi, ma rendiamoci conto di una persona che magari poi dopo gli vengono anche interdetti pubblici uffici, poi c'è tutta una serie di per una cosa che magari non ha commesso. Ragazzi, ma stiamo scherzando qui veramente, ma guarda anche l'esempio classico che sapevamo già che era una stupidaggine, il caso Garavaglia. Sapevamo già che era una stupidaggine, che sarebbe risolto in nulla. 7 anni. Ma ti pare una cosa normale? No, poi scusami, anche fissare oltretutto un termine, no? Una durata massima, e però se la durata massima viene sfondata il giudice cosa rischia? Rischia forse un illecito disciplinare, allora siamo punto da capo. E appunto, oltretutto, guarda, abbiamo dei casi, adesso non li cito perché logicamente ci sono anche tutta una serie di indagini in corso, ma abbiamo dei casi di cose che non stanno in cielo né in terra, dove la magistratura è intervenuta. E poi dopo magari andrà a finire in niente. No, e poi scusami, scusami se ti interrompo ancora, ma oltretutto non ci sono, diciamo, sanzioni vere per i giudici che allungano i tempi del processo oltre il limite stabilito dalla legge di 6 anni, che già non è poco. Quindi se io vado oltre non rischio quasi nulla, primo. E secondo, però nel contempo la prescrizione viene praticamente sospesa e quindi l'indagato resta indagato a vita. Esatto, è una di quelle cose sulle quali assolutamente non sono d'accordo, ma perché non esiste? Perché non esiste una cosa del genere? Quindi siamo di persone che rimangono in sospeso 15 anni, perché poi dopo arriviamo lì, i termini sono quelli poi, e continuiamo ad avere questi tipi di problemi. Invece di avere una riforma veramente
che doveva dare delle risposte sotto questo punto di vista, ma se ti va anche sul civile, ma ragazzi, ti pare normale che se un'azienda deve recuperare un credito, No, poi... ma perché le aziende non vengono in Italia, ragazzi? Ma la realtà vera è questa. Fabio, poi perché si rendono conto che... Certo, no, prego, stavi dicendo una cosa importante. Poi si rendono conto che arrivare in Italia, oltre a tutte le problematiche che già ci sono, in più hai una giustizia del genere, è logico che uno quando mette sul tavolo i pro e i contro di poter andare in un paese a investire, logico che anche la lentezza della giustizia italiana implica il fatto che qualcuno faccia delle scelte diverse. Poi c'è la questione delle correnti, no? Alla luce del famoso caso Palamara. Abbiamo per l'appunto al telefono il presidente emerito Francesco Cossiga, che ringrazio per essere in collegamento con noi, e gli chiedo appunto se non violiamo motivi di riservatezza, dirci qualcosa di quello che ha scritto nella lettera. Buon pomeriggio, presidente. Come stai, Maria? Devo dire che a questo tuo dibattito partecipa un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso. Ringrazio. La faccia da intelligente non ce l'ha assolutamente. Grazie. Presidente. La ringrazio. Sì. Ma dico, io vengo da una famiglia di magistrati, ma si vergognerebbero di aver sentito quello che ho già detto, questo come si chiama, Palamara come il tonno. Mi sembra, no? Palamara come il tonno. Che devo allora fare? Io ho avuto 3 zii procuratori generali della Corte di Cassazione. Qual è la motivazione di Della questo lettera. suo giudizio così severo? Su che cosa? Dalla faccia. Io ho fatto politica per 50 anni e vuole che non riconosca uno dalla faccia. Ma mi sembra molto offensivo questo modo di procedere. Sì, è offensivo e mi quereli. Mi diverte se mi querela. E perché non mi querela? C'ha un nome non in assunto, come diceva, non in assunto. Vabbè, insomma, che i nomi esprimono la realtà. Lei si chiama la Palamara e ricorda benissimo l'ottimo tonno che si chiama Palamara. Allora, questo è solo l'inizio di un memorabile confronto in TV sotto gli occhi atterriti di Maria Latella, che è collega, e salutiamo perché conduce la rassegna stampa di Radio 24, sotto gli occhi atterriti, ammutolita. Gli è venuto un ictus giornalistico a Maria Latella davanti alle parole di Cossiga nei confronti di Palamara, famoso per in questi ultimi giorni per le vicende. Allora, io non vorrei lombrosianamente abbracciare le tesi di Cossiga, però lo faccio e lo rimpiango anche, un politico di quella cultura e di quella chiarezza, diciamo così, perché alla fine potrei applicare il metodo Cossiga anche al ministro della giustizia. Sono proprio, diciamo così, un po' velenoso stamattina, ma mi viene da fare questa sovrapposizione, diciamo, tra le varie figure. Allora, qua, Consiglio Superiore della Magistratura, giusto per chiudere l'argomento, sì, chi vuole naturalmente su YouTube trova questi 7 minuti memorabili in cui l'ex presidente Cossiga distrugge, diciamo così, con Palamara una certa parte non esigua della magistratura italiana. Dicevamo che la riforma Bonafede prevede per il Consiglio Superiore della Magistratura, è l'ultimo punto che ti sottopongo, Fabio, se no facciamo mezzogiorno, comunque propone per il Consiglio Superiore della Magistratura, per superare le correnti, viene da ridere, è prevista l'introduzione del sorteggio tra i candidati al Consiglio Superiore prima di una elezione vera e propria, nella quale ritorneranno in campo le correnti, mi viene da dire, o no? Appunto, infatti anche questa cosa, o nel sorteggio guarda caso non viene fuori nessuno di una certa corrente, allora che la magistratura poi dopo si abbia delle correnti, penso che sia fuori l'ombra di dubbio. Bisognerebbe a questo punto essere molto chiari sul discorso della separazione delle carriere, primo, che non c'è, perché dopo ci sono appunto no, non c'è, perché scusami, qua c'è un altro punto, adesso volevo sapere la tua opinione, perché allora si dice riforma della giustizia, però non dobbiamo toccare la Costituzione, no? Per cui non si può fare questo, si può fare quell'altro. Allora che riforma è? Appunto, no, anche perché su questa cosa qua noi eravamo stati molto chiari, perché per ovvie motivazioni. Allora, se uno decide di scendere in politica può farlo tranquillamente,
sappia che poi dopo non rientra in magistratura, perché c'è sempre questo problema. Ci sono i magistrati che si approcciano alla politica per poi dopo rientrare in magistratura. Se fai una scelta di campo la fai definitivamente, perché non possiamo permetterci che la magistratura si metta a fare politica, e purtroppo quello è quello che sta succedendo. Basta vedere gli ultimi casi di cronaca su tutte le attività di governo, mi viene da dire, senza entrare nello specifico di quali, sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando. Per cui questo è sicuramente uno di quei punti sul quale non ci siamo trovati minimamente d'accordo. Adesso il testo sta procedendo, vediamo un attimino, passerà nelle commissioni deputate, quindi la Commissione Giustizia, partiranno tutta una serie ci stiamo già mettendo all'opera sia noi, che stiamo chiedendo anche il supporto a maestri e professori di materia, perché logicamente se una riforma della giustizia va fatta per questo Paese e ne ha bisogno assolutamente, va fatta bene, non va fatta così o con uno spirito giustizialista. Non è questo lo spirito sul quale bisogna lavorare. Bene, allora io ringrazio vero Fabio Bognardi, deputato della Lega, componente della Commissione Giustizia. Buongiorno Fabio, buon lavoro. Grazie mille. Ciao. Cosa ci rimane, l'ultima cosa, cosa ci rimane da fare nel calendario parlamentare prima della sospensione dei lavori? Cosa c'è di importante ancora alla Camera? Ma adesso guarda, siamo qua oggi, abbiamo la votazione sul decreto della cultura, poi abbiamo, penso, o domani o settimana prossima abbiamo la votazione del presidente della privacy, il garante per la privacy, per cui vabbè, dopodiché l'attività dovrebbe sospendere fino a fine agosto, dove saranno convocate le commissioni. Quanto prende il garante privacy al mese? Sai che questa è una bella domanda, non lo so, non penso poco. E cosa serve? In teoria per tutta la privacy, poi in Italia ti fanno firmare 157.000 moduli, poi dopo tutte le tue informazioni vengono portate in giro. Guarda, chi ci mettiamo là? E chi ci mettiamo là al prossimo giro? Non c'è ancora, si sta ancora lavorando sul nome. Adesso vediamo un attimino cosa salta fuori. Un trombato però da qualche privacy, parte, diciamo, uno che è stato trombato altrove. Mi auguro proprio di no. Proprio di no. Adesso vediamo cosa porta in questi giorni, cosa riusciremo a trovare. Bene, io ringrazio Fabio Bognardi e gli auguro buona giornata. Grazie Fabio, buona giornata, buon lavoro. Ciao. E viva Cossiga. Qui Parlamento. Torniamo Cossigati alla rassegna stampa di oggi. Il Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino, che ha un bellissimo nome, come molti sanno, legato alla storia e al quattrino e al Pensa papà, titola il Quotidiano Nazionale, arriva il padre dell'americano, tu vuoi fa l'americano, accusato di avere ucciso il carabiniere. Spero che non abbiano maltrattato mio figlio, dice il papà. Non una parola per la vittima, si indigna il Quotidiano Nazionale in prima pagina. Poi in Kenya, processo per i rapitori di Silvia Romano, la volontaria partita dalla Lombardia, da 8 mesi però ella è svanita nel nulla. E poi c'è la questione dei soldi della sanità, tutti a curarsi al nord, un esodo da 5 miliardi, pazienti con la valigia, il 90% della spesa a Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dove ci si va a curare, perché la sanità in Italia è uguale per tutti, giusto? Io, medico del sud, sono emigrato per guarire, dice l'oncologo Antonio Marfella, il cui caso ha fatto scalpore. Il suo cancro, lui è oncologo a Napoli, il suo cancro è stato operato a Milano per avere le terapie migliori, perché la sanità è uguale per tutti in tutta Italia. Poi c'è bufera sul Gozzi francese, di cui abbiamo già parlato, se ne occupa in dettaglio anche il Quotidiano Nazionale, che infine citiamo anche per un altro articolo di pagina culturale, addio a Raffaele Pisu, aveva 94 anni, l'amico del Giaguaro. Si spengono le luci del varietà televisivo, attore popolarissimo dai 1000 volti, conduttore e comico, aveva 94 anni. Raffaele Pisu, che appunto se ne è andato ieri, un volto conosciutissimo anche per Striscia la Notizia, era nato a Bologna nel 1925, Guerrino Pisu, questo è il vero nome dell'attore, con Gino Bramieri, con tanti altri, attore in Italiani brava gente, il film di guerra del 64 ambientato durante la campagna italiana in Russia,
e personaggio conosciuto veramente da tutti. Un'ironia sottile, lo ricorda il Quotidiano Nazionale, vagamente malinconica, è stata la cifra di tutta la sua vita d'artista. Dopo l'8 settembre del 43, internato nel lager, scelse di essere partigiano, finì per più di un anno in un lager. Un saluto a Raffaele Pisu. Mentre il Giornale apre con l'intervista a Silvio Berlusconi, l'abbiamo un po' sacrificata purtroppamente, anzi, fondo Altra Italia, dice Berlusconi, che lancia una nuova sfida, una federazione contro sinistra e grillini. Forza Italia sarà il fulcro, già tante adesioni, dice Berlusconi, primarie soltanto per gli iscritti. Cosa sta succedendo? Un nuovo predellino? Domanda Alessandro Sallusti. Non è un predellino, risponde Berlusconi, ma come allora sento il dovere di fare qualcosa, di non assistere passivamente al deteriorarsi della situazione politica nel nostro paese. Mi riferisco a questa gente che è al governo, ai rapporti personali tra i protagonisti del governo, alle loro posizioni contrapposte su ogni tema, dalle infrastrutture alla giustizia, dall'autonomia all'immigrazione, all'Europa, alla stagnazione dell'economia, al decreto consumi. Insomma, facciamola corta, lancio l'Altra Italia dei veri italiani, dice Berlusconi. Non sarà un partito, ma la casa di chi salverà il paese. Una federazione di società civile, forze di centrodestra, associazioni contro grillini e sinistra. Su Forza Italia blocca Toti, primarie soltanto per gli iscritti. Toti si è impuntato sulle primarie, strumento che non utilizza più nemmeno il PD, dove votavano pure i cinesi. E poi il Giornale pubblica il testo integrale dell'appello lanciato ieri da Berlusconi. L'idea è quella di creare una federazione di centro ricorrendo a Altra Italia, cioè realtà organizzate, forze politiche, amministratori locali, associazioni e realtà civiche che avvertono il bisogno di un nuovo centro moderato ma innovativo. Chi lavora e apprezza chi sa lavorare è il nostro interlocutore, chi non confonde umanità con buonismo. Di quest'area politica Forza Italia è parte costituente essenziale ma non egemonica. Bisogna cambiare il partito senza svenderlo, mai fantocci di Lega e Fratelli d'Italia, scrive Alessandro Sallusti, interpretando il senso politico dell'operazione berlusconiana. Disinnescato il piano Toti, mentre Toti, che cucù, scrive il Giornale, guarda ancora a Salvini. Il governatore spera nell'ok alle primarie aperte, ma non lascerà Forza Italia e punta alla Lega per essere rieletto. Insomma, è una specie di traditore anche lui, il Toti. La mossa di Berlusconi, scrive il Giornale, è per liberare Forza Italia dalla palude delle regole. Vi segnalo poi sul Giornale, già che ci siamo, il pezzo di Corrado Sforzafogliani sul golpe sventato del governo sulla casa. Giusto abolire la Tasi, ma ora si pensi a una tassazione davvero liberale sul mattone, ciò che vuol fare Salvini. Mentre Savoini era con Salvini anche in Marocco, scrive il Giornale. Ieri lo ha raccontato il Fatto Quotidiano. Spunta una missione tra politica e affari nel 2015. Il Fatto ha raccontato una storia molto gustosa da un punto di vista di sceneggiatura, cioè Savoini va al cesso, letteralmente nella turca, per contare i soldi che gli ha appena dato un emissario marocchino. Solo che entra uno improvvisamente e lui, insomma, così preso dall'orgasmo, diciamo, si fa cadere la mazzettona da 150.000 euro dentro la turca e dopodiché, siccome è pecunia non olet, come tutti sanno, se la va a recuperare, la pulisce, diciamo così, dalle varie incrostazioni non certamente sublimi che le banconote che il mazzettone ha subito nella turca, lo pulisce e lo recupera e poi non si sa a quale titolo l'abbia ricevuto e che fine abbia fatto. No, forse sì, perché il Fatto dice che poi è stato messo in un certo deposito bancario e via dicendo. Non erano dunque solo gli affari in Russia a fare gola a Savoini, scrive anche il Giornale oggi. Già indagato Savoini a Milano per altre tangenti promesse russe, rubbliche. A venire a galla ieri un'altra missione dell'Alacre, collaboratore di Salvini, sempre in un contesto a metà tra il politico e l'affaristico. Destinazione Marocco, dove nel 2015 Masouad Sbai, già parlamentare di Forza Italia, presidente delle donne marocchine in Italia, dice: l'idea del viaggio venne a me e meno male che non andai, dice Souad Sbai. Dunque nel 2015 a incontrare esponenti del governo di Re Mohammed e del mondo imprenditoriale. Savoini, ha raccontato ieri il Fatto, propone agli interlocutori marocchini contatti e affari con aziende italiane, ma l'operazione naufraga, come a Mosca. In quell'occasione però porta a casa un premio di consolazione.
cioè i merdosi, scusate, 150.000 euro, possiamo definirli così, con pulizia anche verbale, merdosi 150.000 euro perché sono caduti nella Turchia e lui li ha recuperati. 150.000 euro che un emissario del re gli avrebbe versato l'anno dopo a Parigi, caduti nel water di un bar ma salvati e ripuliti dall'intrepido Savoini. Ieri su Adesbai, ex parlamentare PDL per un certo periodo vicina alla Lega, rivendica di aver avuto l'idea del viaggio. 4 anni fa l'idea era di portare Salvini in Marocco, venne a me dopo che la Nigeria negò il visto. A Matteo così gli chiesi se gli andava una visita in Marocco. Salvini era felicissimo, l'idea era interessante, mi sono attivata. Una settimana prima del viaggio ricevetti una chiamata da Savoini, il quale mi disse, dice Sbai, che era tutto a posto. È stata la prima e l'ultima volta che ho sentito Savoini. Meglio che io non sia andata in Marocco, mi ha fatto un favore, chissà se avessi fatto parte della delegazione, dice su Sbai. Meno male che non è andata in Marocco, mentre vi segnalo su Avvenire un bel pezzo di Antonio Maria Mira sulla questione della pubblicità del gioco d'azzardo. Era stato un punto, specialmente dei 5 Stelle, quello di dire stop alla pubblicità del gioco d'azzardo, e adesso siamo nella confusione incredibile che rischia di favorire solo chi si è arricchito sull'azzardo. Il divieto di pubblicità era fortemente temuto dalla lobby del gioco d'azzardo. Nel decreto dignità era previsto il divieto totale e assoluto di pubblicità del gioco d'azzardo. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 14 luglio di quest'anno. Il 26 aprile scorso l'autorità per le comunicazioni pubblica le linee guida per applicare il divieto. Su Avvenire il sociologo Maurizio Fiasco, grande esperto di azzardo, spiegò le criticità di quelle linee guida e di fatto come il divieto era stato aggirato. Il governo ha taciuto e ora, dopo il 14 luglio, col divieto in vigore in maniera edulcorata, scattano le proteste politico-governative fuori tempo massimo. Sembra il gioco delle parti per favorire le società dell'azzardo che portano 11 miliardi di euro di tasse sui poveri nelle casse dello Stato. Giulio, manca un minuto, ma qui ci sta bene una cosa. Scusa? Chi è che manca un minuto alla rassegna stampa, ma qui ci sta bene una cosa. Carissimo Giulio Cesare Carnelli, cosa mi fai sentire? Cosa ci stiamo fai? impegnando su questo tema. Il ministro ha anche ipotizzato l'eventualità di riuscire a incassare i 98 miliardi di euro contestati alle 10 concessionarie delle macchinette dalla Procura della Corte dei Conti. E se ritroviamo questi soldi facciamo a metà per la sicurezza e metà per la ricerca. Era la ministra Cancellieri, giusto? Ministra della Giustizia, in quale governo te lo ricordi? Perché sono passati vari, Letta Monti, governo Monti. 98 miliardi di euro, cosa volete che siano? Di mancata osservanza evasione fiscale / mancata osservanza dei contratti fatti dalle società concessionarie delle slot machine con lo Stato italiano. Ci hanno lucrato sopra per 98 miliardi di euro. Quanti ne abbiamo trovati? 0. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo.